Gigetto, noi altri, uno prima mi ha detto ma lei cosa augura a Gigetto? Un altro 50 anni, ma saluto che augura. 50 anni, davvero re della ristorazione. È arrivato anche il governatore Luca Zaia. Beh, ormai sai, è un'istituzione che sono qua, sono proprio vecchio veramente, però sono sempre, cerco sempre di essere presente in tutti i momenti. Con il tuo ristorante hai fatto conoscere Miane non solo in Italia ma anche all'estero. Ti senti un po' un ambasciatore di Miane e della trevigianità? Beh, sai, avere le gambe sotto la tavola fa sempre piacere anche per i clienti e quindi così, allora quando è che avevo anche la Stella, che ho avuto la Stella per parecchi anni, c'era molti stranieri che venivano, anche adesso arrivano perché sono sempre quelli, anzi di più, però mi è andata veramente molto bene e quindi ho cercato di tenere sempre duro, di fare delle cose nel miglior modo possibile e se ho sbagliato non ho sbagliato volontariamente, ma ho sbagliato perché succede sbagliare. Tanti VIP sono passati negli anni, Berlusconi poi è finito a mangiare addirittura in cantina. No, non aveva finito in cantina, era venuto e ha mangiato sempre poco perché c'è tantissima gente che volevano salutarlo e conoscerlo, volevano uno parlare di politica, l'altro voleva parlare di calcio e tante cose e lui dava una risposta a tutti, però lui ha portato 2 o 3 volte il Milan qua, tutto completo, che ho fatto un disastro. Un grazie speciale alla famiglia di Gigetto perché sono veramente un'istituzione per il nostro territorio, anche per il nostro comune, perché Gigetto sicuramente viene conosciuto da tutti, è conosciuto da 50 anni proprio per la tradizione che ci regala, fatta di amore, di cura, di gusto, un luogo proprio ideale per festeggiare i nostri momenti più belli, i nostri ricordi più belli e quindi non soltanto per la comunità di Miane questo è un onore, ma anche appunto per tutti gli ospiti che vengono da fuori e scelgono anch'essi Miane per i loro ricordi. Il governatore Luca Zaia lo ha definito un ambasciatore della trevigianità nel mondo. Beh sì, tutti coloro che promuovono il territorio in così grande maniera effettivamente sono dei pezzi importanti che fanno la storia del nostro territorio e quindi vale la pena esportarla proprio per far capire anche agli altri il grande valore della nostra trevigianità. Cosa si sente di augurare a Gigetto e alla sua famiglia? Tantissimi anni come questi vissuti, splendidi, sempre migliori, proprio perché se lo meritano.